Me li regali? Sono dei libri. Dei libri! Trieste selvatica. Luigi Nocci. Che belli! Saranno del prezzo, ci sono 50. Ma poi devono andare al pallone. Allora, c'è una lettera, ok? Questa la leggiamo semmai dopo. Eccola qua. Poi cosa abbiamo? Dai. Iniziamo ad aprire questa tasca. Cominciamo con la tasca. Ci siamo? Sì. Vediamo un po' cosa c'è. Un libro. Allora, Un libro. ok. Carino. Libro. Il libro. Come Un si libro. intitola? Nati per camminare. Alessandra Beltrame. Bello. Ciao ragazzi, sono Alessandra Beltramo, ho scritto questo libro, Nati per camminare, che parla di tante cose, ma in particolare parla di confini che dividono, ma anche confini da superare, da abbattere, da diciamo respingere, oppure anche da accettare. E avrei voluto portarvi nei luoghi di cui parlo, Valli del Natisone, ma il mio libro contiene tanti altri cammini, tante altre storie di viaggio, di esperienze in giro, però purtroppo adesso non è possibile, però insomma ne riparliamo, ci siamo, insomma i libri servono anche a questo, no? Per condividere esperienze, per raccontarvi quello che io provo e sento e per trovare corrispondenze anche in voi, e sono qui per ascoltare anche i vostri commenti, i vostri pensieri, quindi vi auguro un buon lavoro e vi invito a essere forti, ad accettare i confini che vi vengono imposti per delle ragioni utili, valide, che servono anche a preservare la nostra salute e al nostro futuro, e allo stesso tempo però di avere speranza, desiderio di in futuro e presto oltrepassare quei confini e essere liberi di muovervi dove, quando vorrete. Mi ero infilato in un barattolo come la mosca che i ragazzi fanno entrare nel bussolotto di vetro per vederla sbattere qua e là e poi spegnersi. Da questa frase ho disegnato Alessandra Beltrame al posto della mosca, rinchiusa dentro un barattolo mentre la mosca esce libera. Wow! Stiamo attenti qua che è la parte più delicata. Bene. Ecco qua. C'è subito una busta contenente una lettera. Si era scollato perché forse l'adesivo non teneva tanto, va bene. E apriamo subito la busta e vediamo cosa c'è dentro. Respirate e aprite bene le orecchie. Non sarà importante come disegnerete, cioè se bene, benino o male, ma cosa? Nessuno si aspetta che voi facciate i disegni più belli che l'umanità abbia mai visto finora. Ecco cosa ci auguriamo che succeda, che voi entriate in contatto con il pezzettino di storia che vi è stato affidato, che lo leggiate bene, che ci riflettiate su e poi, quando sarà il momento, che ce lo raccontiate secondo il vostro punto di vista. Questa immagine rappresenta la seguente frase: noi siamo nati per camminare, non per stare fermi. Ho rappresentato un'impronta di uno scarpone. Allora, all'interno dello scarpone dovrebbe essere colorata, sono due immagini, poiché rappresenta uno spazio dove non dovrebbe esserci macchine o inquinamento, uno spazio non urbanizzato, libero per camminare. All'esterno del contorno dello scarpone invece ci sono macchine e fabbriche. Rappresenta anche che il cammino è faticoso, richiede tempo e noi non ne abbiamo, ma chi cammina è diverso, è migliore. Wow!
Ho sempre pensato che un corpo possa raccontare più delle parole ed essere più sincero. È questo che siete, fiori aggrappati con tenacia a questa montagna, aggrappati al bisogno, sospetto, di tenerci in vita. Il mondo che conosco è cambiato fino a farmi sentire straniera. La fotografia, in fondo, è un atto d'amore, non credi? Serve a tenere accanto chi amiamo. Buongiorno, pazzesco. Ecco, questo è il primo pacco proprio compli che ha portato la società alpina friulana. Sapete che cos'è? Non c'è nient'altro. Si va qui. O troppo. Cos'è? Potrebbe essere una pietra dei luoghi in cui hanno combattuto. Ciao ragazzi, sono molto felice di essere qui con voi, anche se solo con un video. Vi ringrazio per l'interesse e ringrazio chi l'ha reso possibile, questo incontro, che poi un libro è sempre un incontro fra l'autore e il lettore. Il lettore partecipa sempre alla costruzione, alla formazione del mondo che la storia racconta. Io lo dico durante le presentazioni, la mia storia, la storia che racconto non termina mai col punto alla fine dell'ultima frase, ma riecheggia nel bene o nel male dentro il lettore, perché il lettore la riempie sempre con le sue emozioni, con il suo vissuto, con le sue esperienze, con la propria immaginazione, quindi partecipa in modo tangibile alla scrittura del romanzo, della storia che sta leggendo. Cosa ha voluto disegnare, raccontare? La portatrice che guarda il fronte, però guarda anche il falco che comunque, cioè guarda, volevo dare un senso di libertà del falco, come se dicesse tu sei libero però io non posso essere. Yuri, cosa hai voluto rappresentare? Ho voluto rappresentare quello che le portatrici carniche dovevano trasportare, quindi non il loro percorso ma quello che dovevano proprio portare fisicamente nella gerla, cioè ad esempio scatole di cibo, munizioni, coperte anche perché servivano per il freddo della notte. Oh, eccola. E questa cos'è? Abbiamo un filo spinato, qui bisogna stare attenti. Questo è il filo spinato che chissà dove è stato trovato e poi chissà che leggendo e studiando scopriremo che erano tutti diversi. Vedete che questo è fatto da due fili intrecciati. Qui dove mi trovo, in questo momento, oggi, che è il 17 marzo del 2021, è il 17 marzo del 1861, no? È nata un po' la storia di questo paese, no? È stata proclamata l'unità d'Italia. Ovviamente era un'unità ancora non compiuta, ci sono voluti dei decenni per arrivare al paese che abbiamo oggi. E esattamente qui dove mi trovo, e cioè nelle trincee del Monte Ermada, che sta a ridosso di Trieste, si sono consumate alcune battaglie importantissime, feroci. Non sono qui però per rivendicare una bandiera, sono qui per scendere in empatia, per provare empatia con chi qui ha combattuto, è stato ferito, ha perso la vita. In questo caso sto dalla parte di quello che era il nemico quella volta, no? Perché queste postazioni non sono state prese dagli italiani. Ma quando vi metterete, o l'avete già fatto, a camminare,
voi vi trasformerete in delle creature nuove, cioè delle creature antiche però nuove, delle creature che non hanno altro che una bandiera bianca dentro i propri zaini, che cercano di sentire ogni dolore, ogni sofferenza della terra, degli organismi, degli animali, degli esseri umani, di quelli che sono stati magari trucidati, uccisi, che sono stati seppelliti in delle fosse comuni, sono stati infoibati, sono stati fucilati. La paura dell'uomo in questo immenso mistero è poco più di un granello di polvere che danza nel buio dell'universo. Li abbiamo riposti, vediamo cosa c'è in questo pacchetto, scartiamo un po'. Boh, una forma strana, non so cos'è. Però un orologio antico, chissà cosa sarà mai. Cosa potrebbe essere questo? Ma è l'orario del terremoto! Vediamo, le 9:01. La scossa di terremoto è stata proprio in questo orario. Volevo raccontare la storia di un bambino e di suo papà, un papà che non vede quasi mai perché per il suo lavoro, per il lavoro che fa è in giro per il mondo quasi tutto l'anno, e poi perché volevo raccontare l'esperienza del terremoto dal punto di vista di un bambino quale ero io il 6 maggio del 1976, avevo infatti 5 anni. Per cui molti di noi ricordano quei periodi, seppure terribili, come un momento di gioco. I nostri genitori, i grandi, furono molto bravi a evitare che la preoccupazione, la paura che sicuro stavano provando in quel momento arrivasse a noi. Riuscirono a non trasmettercela, e per cui i giorni successivi al terremoto furono per noi dei giorni stranissimi. Vivevamo in questa tendopoli che ci ricordava un accampamento indiano in mezzo al fango, alla polvere, eppure ridevamo. Io mi ricordo dei momenti felici nonostante tutto, nonostante la scomodità, la pioggia che quei giorni subito dopo il 6 maggio cominciò a scendere. Poi mi ricordo il campo scuola che i militari ci fecero fare, dove ci portarono al lago di Ospedaletto, ed era per noi un momento di divertimento incredibile che ancora ricordiamo quando ci ritroviamo, perché, come vi dicevo, i grandi riuscirono a fare questo, ad allontanare le preoccupazioni che avevano e ad lasciarci questa estrema sensazione di gioco e di divertimento che ci permise di non provare paura per quella terribile notte. Sapere che scelte hanno fatto i nostri avi, se erano scelte sbagliate o che hanno portato a conseguenze sbagliate, poter fare altre scelte, quindi sapere per poter scegliere. 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 Sapere